La terribile esperienza del Covid ci ha perfezionato nella gestione delle gravi insufficienze respiratorie. Ricordiamo che i pazienti con polmoniti Covid avevano spesso gravissime insufficienze respiratorie, quindi abbiamo dovuto in questi 3 anni trattare decine e decine, centinaia di pazienti con insufficienza respiratoria e certamente una degenza ordinaria non semi-intensiva non è una sede adatta per la gestione di questi pazienti. C'è tutta l'esperienza maturata nei tragici mesi del Covid in questi 8 nuovi posti letto inaugurati al 7° piano dell'ospedale di Rovigo. È l'area di terapia intensiva e subintensiva del reparto che si prende cura dei polmoni dei pazienti e dove, finché si può, si evita di intubare chi ha difficoltà respiratorie. Il paziente senza un tubo nelle vie aeree è un paziente che teoricamente risponde meglio alle terapie e quindi evitiamo di andare in un ambiente da sedato completamente. Qua i pazienti saranno svegli e quindi sicuramente è meglio per la compliance dello stesso paziente, e poi certamente il cercare di non, come dicevo, mettere un tubo nelle vie aeree è sempre un passo molto importante anche per le complicanze infettive, post-infettive e così via. Altissima tecnologia applicate in queste stanze dove si potranno trattare pazienti in terapia intensiva accanto alle subintensive. Le più recenti dal punto di vista sia dei controlli dei pazienti, della ventilazione, delle attrezzature per avere i pazienti monitorati 24 ore al giorno, per avere la pressione positiva e negativa nelle camere. Quindi questo presuppone che cosa? Che possiamo avere tutte le tipologie di pazienti nella stessa camera, pazienti infetti, non infetti o immunodepressi. Un investimento di quasi 2 milioni di euro per la sanità regionale che punta ad avere reparti come questo in tutte le USL venete, in un'innovazione tecnologica continua che nel Polesine porterà già a breve ad una nuova inaugurazione. La prossima inaugurazione che stiamo già programmando riguarda una TAC all'ospedale VTT 300, anche questa TAC 124 strati di ultima generazione. A dimostrazione che pur nelle specializzazioni continuerà la presenza capillare della sanità veneta in tutti i territori. Nel senso che alcune attività si possono svolgere in maniera appunto centrale in una struttura ospedaliera rispetto appunto ad un'altra, perché bisogna sempre ragionare in termini comunque di strutture e compreso anche per il territorio, in termini proprio di offerta assistenziale che diamo alla popolazione.